Va ora in onda la rassegna stampa. Non dobbiamo dimenticarlo, stiamo facendo la guerra anche per questo, per la libertà. È una cosa brutta, terribile, pensare che ogni giorno muoiono centinaia, migliaia di persone in questi bombardamenti, però è una guerra per la libertà di tutti, non solo e soprattutto quella delle donne in Iran, ma per la libertà religiosa, per la libertà degli affetti, che ognuno abbia gli affetti che vuole, e per la libertà in generale. E questa guerra non può che portare a lungo termine a un cambiamento in positivo. Il problema è quanto è lungo il termine e che cosa succede nel frattempo, capisci? A proposito, buongiorno, grazie per essere con noi anche quest'oggi. La mia voce è quella di Sammy Varin, Francesco in regia che sta cercando qualcosa da mangiare. Sai quando i gatti e no, più che i gatti i cagnolini hanno fame, no? Allora iniziano a girare, odorano di qua e di là, dice ecco Francesco sta facendo questo, sta girando per vedere se c'è qualche rimasuglio. La nostra redazione, grazie a voi ascoltatori, è diventata veramente un piccolo supermercato. Se sei fortunato trovi roba buona. E io inizio subito ringraziando tutti voi del sostegno che state dando a questa piccola grande emittente di nicchia che racconta ciò che le altre radio non possono o non vogliono raccontare. Un sostegno che ci portate a volte fisicamente qui nella sede di Milano, in via Bellerio 41, fermata metropolitana a Foricentro. Dalle 6 del mattino alle 8 di sera siete sicuri di trovare qualcosa e qualcuno, e soprattutto qualcuno, e portarci qualcosa. Chi non può venirci a trovare lo può fare attraverso internet sul sito radiolibertà.net cliccando Sostienici e voilà, 5 euro. Cosa sono? Nulla. E date una mano alla redazione più pazza del mondo, da un sito internet, quello di Radio Libertà, dateci un'occhiata, che mette in pagina sempre notizie strabilianti, te l'ho detto, quelle che gli altri non si possono permettere di raccontare. Aiutate Radio Libertà anche attraverso il conto corrente postale 37671294 e anche qui ringrazio tantissimi anche musicisti, devo dire, ce ne sono tanti che mi spediscono poi la fotografia del versamento e a volte sono 5 euro, a volte sono molte di più. Grazie davvero, ma io non faccio pagare per trasmettere la vostra musica, quindi no, non è che ve li ridò indietro, però sappiatelo, per essere trasmessi su Radio Libertà bisogna soltanto avere voglia di cantare, di suonare e di comunicare. Spedite il vostro pezzo a sammy.varin@radiolibertà.net. Io ogni mezz'ora in rassegna stampa passo una canzone di un artista indipendente sconosciuto. Partiamo con la rassegna stampa, sempre una roba speciale, lo sapete, non stiamo sullo stesso argomento terribile, quello della guerra, ma partiamo da questo dando una sbirciata ai siti e alle notizie della notte. Medio Oriente in azione navi e jet europei. Ed è questo il punto. L'Europa sta entrando in guerra? Navi francesi, navi tedesche, droni e armamenti italiani. Che sta succedendo? Raid di Israele in Libano, morti e feriti. Teheran dice controlliamo noi lo stretto di Hormuz e l'abbiamo capito perché ci sono migliaia di petroliere e noi che aspettiamo di fare il pieno in attesa. Questo è il sito del Corriere, un po' più in basso, dal gas agli hotel, gli attacchi nel Golfo e la strategia del caos voluta da Khamenei. E il data room della Gabanelli, che giustamente non possiamo non dire che ha ragione, è Trump, il finto pacifista. Come è passato da prima l'America a prima la guerra? Ed è questo forse anche
il primo ammennicolo che vi metto sul tavolo, visto che il bello di questa chiacchierata che facciamo in compagnia, io, Sammy Varin e voi ascoltatori da ogni parte del mondo, è che potete entrare in onda con me inviando un messaggio WhatsApp, no SMS, ormai non si usano più, al 340 6709 659 340 6709 659. Accettate anche e soprattutto quelli che magari non hanno mai scritto a una radio. Il personaggio Trump, come lo state vedendo in questo momento? Io personalmente lo vedo ancora come uno che sta facendo un lavoro sporco che prima o poi andava fatto. Lo vedo così. Chiaro che da qui a dire premio Nobel per la pace, forse aspettiamo un attimino ancora, ecco, non è forse il momento giusto, però vi chiedo un primo esame su Trump. 340 6709 659 e il dataroom della Gabanelli racconta oggi sul Corriere che a inizio mandato Trump aveva dichiarato che non inizierà guerre, anzi le fermerà. In 13 mesi ha scatenato attacchi e bombardamenti in 7 paesi. Intanto se la prende con la Spagna, stop ai commerci con loro, non ci hanno dato le basi, e noi invece gliele diamo assolutamente le basi. Dovrà passare dal Parlamento ogni decisione, lo sapete. Intanto comunque il Corriere lo scrive: l'Italia è pronta a mandare aiuti militari, le basi USA se le chiederanno valuteremo. Remo, questo Remo che fa tutto lui. Siamo su Repubblica, l'apertura: Israele attacca il Libano, colpiti hotel e edifici, almeno 11 morti, missili di USA e EDF su Teheran, l'Iran e la loro frase: controlliamo lo stretto di Hormuz. In questo momento però c'è anche una striscia rossa sul sito di Repubblica: terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4.5. Terremoto a Catania. Ci tuffiamo subito sui quotidiani? Lo facciamo e come? Ricordandovi che chiaramente sarà una bella giornata tosta se starete con noi, che abbiate da studiare, da lavorare, da bighellonare in giro. Sto parlando per chi la bighellonaggine se l'è meritata e si trova in pensione. Portatevi dietro la radiolina, portatevi dietro il telefonino scaricando l'applicazione di Radio Libertà e così ci ascoltate con le cuffiette ovunque, perché avremo tanti collegamenti interessanti da Alessandro Morelli alle 9, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con cui commenteremo le notizie del giorno, ma oggi abbiamo anche un artista indipendente bello tosto, Matteo Amantia dei Sugar Free. I Sugar Free, dai, quelli di Cleptomania, ve li ricordate? Alle 11:30 ci viene a salutare. E poi alle 13 sapete che è partito il nuovo notiziario, ogni giorno alle 13 il riassunto delle notizie del giorno in diretta su Radio Libertà, così come alle 18 la chiusura delle borse. Oggi poi è mercoledì e alle 12:30 avremo anche 12:10 avremo anche È tutto il Magna Magna, e quindi qualche buona notizia con feste, sagre, appuntamenti in giro per l'Italia per non pensare alla guerra. Alle 16, lo ricordo, anche se non sono io che la faccio la trasmissione, ma insomma è un nostro caro collaboratore, e certo ritorna Lega e dintorni, la trasmissione di Marco Grimoldi, quello che si porta i gadget ovunque, gadget di Radio Libertà, in ogni evento un po' importante noi non manchiamo. Beh, è partita la sua trasmissione Lega e dintorni e oggi avrà ospite Alessandro Corbetta, che è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale lombardo, con la proposta di legge per la valorizzazione dei luoghi della tradizione cristiana. Io lo amo, ma bando alle ciance, ciancio alle bande. Da dove partiamo? Da Avvenire. Oggi mi sento santo e voglio partire da questo quotidiano, anche perché comunque fa un pastone di quelli che sono gli aggiornamenti principali della giornata per quanto concerne la guerra, e quindi lo sapete, non voglio insistere su questo argomento bruttissimo, ma non voglio incentrare una rassegna stampa continuando a parlare di guerra.
Bersagli multipli, apre così il quotidiano di ispirazione cattolica. Trump incontra Merz e rivendica successo sul campo, ma solo un americano su 4 è favorevole. Israele vara l'operazione di terra in Libano. In Iran ha colpito il sito dove si teneva la riunione per la successione di Khamenei, altri raid su Teheran, anche sull'ambasciata USA di Riyadh. Prosegue la pioggia di bombe sull'Iran per decapitare il regime. In tutta l'area i bersagli si moltiplicano. Un attacco aereo israeliano avrebbe distrutto a Qom il palazzo dove era riunita l'assemblea degli esperti per eleggere la nuova guida suprema. La notizia è però smentita dai media di Teheran. L'Iran, per contro, ha preso di mira le sedi diplomatiche USA nel Golfo con missili sull'ambasciata a Riyadh, evacuate quelle in Iraq, Bahrain, Giordania e Kuwait, ma l'altra notizia del giorno è l'avvio dell'operazione di terra israeliana in Libano, dove Hezbollah ha dato supporto all'Iran già negli scorsi giorni. Visto la pressione crescente, altri paesi dell'area come Qatar e Arabia Saudita potrebbero valutare l'intervento al fianco di USA e Stati Uniti, mentre l'Italia si prepara a inviare sistemi di contraerei a SAM-T. L'altro fronte su cui sta operando il governo è quello dei prezzi, in particolare dell'energia, contatti dell'esecutivo con Eni e Snam. In taglio basso, sempre sul quotidiano Avvenire, c'è Kiev, perché è partita la guerra contro l'Iran, ma ce ne sono altre che non è che smettono automaticamente. Adesso Kiev teme la stretta sulle armi. L'inverno è stato difficile per Mosca, ma ora si rischia il capovolgimento dello scenario. Sul fiume Dnipro la paura degli ucraini per la possibile carenza di forniture dagli alleati. Questa è la prima pagina del quotidiano Avvenire, ma io ora vi porto lontano dal punto di vista soprattutto politico, vi porto sul quotidiano Il Tempo. Perché è l'unico che tratta è una notiziola che è passata sotto traccia, perché non è niente di grave, non è successo niente. Forse iniziate a pensare di cosa si tratta, voi che ascoltate questa radio, ci arriviamo pian piano. Intanto il titolo principale sul quotidiano romano: Ayatollah alle corde, Pasdaran a miglior vita. Ultimi turbanti nel mirino, titolava ieri Il Tempo, e ripeto, è sempre un dramma comunque sapere che si uccidono persone. Chiaramente sono persone, diremmo ai bambini, cattive, tanto cattive, sono terroristi, sono persone che ci odiano, non la meniamo soltanto questa cosa di Israele, che vogliono distruggere Israele, eccetera. Ok, è vero, è giusto, ma odiano anche noi, e noi siamo quelli che non credono nella loro religione, siamo nemici. E non vi dico quante persone abbiamo anche nel nostro paese che la pensano così, zitti, ma la pensano così. Sono i cosiddetti dormienti, quelli che fa paura solo parlarne, perché ve l'ho detto più volte, potrebbe essere il pizzaiolo che vi porta puntuale la pizza il mercoledì sera. E che potrebbe accadere se va avanti la situazione in questo modo? Non lancio allarmi terroristici, ci mancherebbe altro. Però è successo qualcosa in questi giorni che... Ok, ci arriviamo. Ultimi turbanti nel mirino, titolava ieri Il Tempo, e Israele colpisce mentre i gerarchi decidevano la nuova guida suprema. Colpo fatale, Teheran nega e indica la scelta del figlio di Khamenei. Popolo iraniano e mondo sperano nel crollo del regime, anche noi. Siamo in prima pagina sul quotidiano Il Tempo, che oggi è quello che vi consiglio di acquistare, non facile da trovare magari in tutte le edicole, però se lo chiedete ve lo procurano, solo 1,20 €, uno di quelli che costa meno. Attenzione alla prima pagina, ecco il programma della sinistra. E ricordate che tra un po' si va a votare anche in molte città, non lo sa nessuno ma è così, e soprattutto tra un annetto si voterà anche da queste parti. Attenti al programma della sinistra, che è anche il programma del referendum
che ci sarà a fine marzo, attenzione, perché o cambiamo la giustizia o se vince la sinistra le cose peggioreranno anche su questo fronte. Stiamo strumentalizzando qualunque cosa per questo referendum, ve ne siete accorti? Ecco il programma della sinistra: più immigrati, più islamici, più Ramadan. Ramadan, facciamo un Ramadan. Sì, perché anche quest'anno, signori, l'anno scorso mi pare fosse accaduto a Milano, che la giunta era scesa in piazza, quella tavolata lunga per celebrare l'Iftar, la fine del Ramadan, e allora gnam, tutti a mangiare. Questa volta è successo a Bologna, la Bologna di Allah. Prodi, Zuppi e compagni in piazza per la fine del Ramadan. Ramadan, facciamo un Ramadan, se ne occupa Dario Martini. Ma poi c'è Francesca Totolo, vecchia amica di questa radio, anche di Sammy Varin. Ciao Francesca, che scrive: CGIL in crisi di iscritti, ora fa cassa con gli stranieri. E per la CISL è boom di tessere tra giovani e lavoratori attivi, scrive invece Filippo Caleri. Prima pagina del Tempo, si parla di sicurezza e questa è la notizia strana che vi propongo. Vi metto sul tavolo questa cosettina. Per fortuna non è esplosa, ma c'è stato un allarme bomba anche nella sede di Fratelli d'Italia di Roma. Venerdì c'era stata in questa sede, quella da cui vi parlo. Siamo nel fortino della Lega, in via Bellerio 41 a Milano. Venerdì pomeriggio ci hanno cacciato tutti fuori perché c'erano i cagnoni che controllavano se c'era la bomba. Per fortuna non c'è stato niente, ma abbiamo dovuto sospendere le trasmissioni. L'altro giorno a Roma, allarme bomba, 4 false segnalazioni, psicosi a Roma, telefonata fake nella sede di Fratelli d'Italia. Chiaramente tutta la nostra solidarietà, ma mi sembra un po' strano questo giochetto: venerdì nella sede della Lega e ieri nella sede di Fratelli d'Italia. Tu dici adesso manca Forza Italia, vai, siamo a posto? Non lo so, però c'è qualcuno che vuole comunicare qualcosa? Parlo anche con voi, ascoltatori. Cosa ne pensate? Mi inviate un WhatsAppino meditativo al 340 6709 659. Intanto lo scrivo qua, allarme bomba, perché sarà una delle domande che farò alle 9 al sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo, ve l'ho detto, oggi è ricco e micifico. Articolo di Silvia Sardone: Brescia shock in città e ormai occupazione islamica dei quartieri. Noi amiamo Brescia, amiamo i bresciani, soprattutto le bresciane che spesso ci vengono a salutare e ci invitano alle loro feste. Chiaramente il fatto che ci sia un sindaco targato PD, come in tutte le grandi città, non porta certamente bene agli abitanti di Brescia, ma porta molte cose belle agli immigrati. Qua mi fermo e vediamo tra poco. Dibattito sul referendum, Mantovano smonta il Nord, il nuovo CSM contro la sciatteria dei giudici. Capisci? Per cui bisogna votare sì 22-23 marzo. Questi titoli principali del quotidiano Il Tempo, con l'editoriale di Daniele Capezzone, il direttore: no, Trump non si farà impantanare in Iran. E naturalmente lo speriamo tutti quanti noi che questa guerra duri poco, soprattutto perché, e questa è l'altra domanda, mamma mia quante domande che Sammy Varin vi fa, però io voglio ascoltatori che abbiano la schiena dritta, che abbiano voglia di battere, nel senso di battere, perché siete, vabbè, uno può ridere per i cacchi suoi ogni tanto, battere sulla tastiera del telefonino. Voglio ascoltatori attivi, 340 6709 659. L'altra domanda è sicuramente, ma sperando che duri poco questa ennesima guerra, ma dove andate in vacanza quest'anno?
Guarda che è una domanda più che intelligente. Ne parlavamo alle 6:10 con la donna delle pulizie che viene qui in Bellerio ed effettivamente mi diceva forse è meglio andare nei posti che non ti aspetti veramente di andare, tipo in Romania, ad esempio, nell'ex Jugoslavia, in Slovenia, cioè in quei posti dove sei sicuro che non succede mai niente, che sono anche poveri, chi vuoi che se la prenda con loro? Cioè che non vi venga in mente di andare appunto negli Emirati Arabi in queste situazioni. Tu dici, ma se bombardano adesso, dopo più tardi non succede niente. Non lo so, ma siccome è il momento in cui bisogna prenotare la vacanza, vi chiedo anche questo. Dove avete deciso di andare in vacanza quest'anno? Inviate un messaggino a Sammy Varino al 340 6709 659 e la prima domanda la faccio chiaramente a Francesco, disturbandolo dalla sua tisana con caffè eccetera. Francesco, dove hai deciso di andare in vacanza quest'anno? Gli Emirati Arabi, ovviamente. Ottima scelta, assolutamente. Lì c'è sicurezza, ma soprattutto lì veramente ti accorgi come ti proteggono. Non so se seguite qualche personaggio dagli Emirati Arabi, sono italiani che si sono fatti il ristorantino, che hanno deciso di andare a studiare lì, eccetera, e si sentono molto protettissimi e insomma sono tranquillissimi, assolutamente. Sì, sono scappati durante il bombardamento l'altro giorno, ma adesso non succede più niente. Col cavolo che non succede più niente, continuano a bombardare sulle città e soprattutto i turisti sono tutti giù per terra, nel sottosuolo, nei bunker. Ci arriviamo tra poco e speriamo naturalmente che riescano a tornare a più presto. Ieri sono tornati i bambini, almeno quelli, porco cane, ma tanta gente ancora bloccata lì e se ti va bene, sì, ti lasciano in camera, eccetera. Se ti va male ti dicono guarda, devi andare al piano -1 del parcheggio e sta lì ad aspettare. Almeno non fa freddo, c'è qualcosa, dice, almeno quello. Un abbraccio naturalmente ai familiari di tante persone e ci si preoccupa molto. Per fortuna non ci sono morti e pare che insomma il sistema antimissilistico degli Emirati funzioni. Hanno speso un fracco di soldi, ce li hanno, qualche problemino è su chi li utilizza, nel senso che hanno comprato armamenti, difese, eccetera, ma non sono capaci di usarli. Ma questa è una roba che rimanga tra noi, mi raccomando, ve lo dico solo perché ho fatto rassegna stampa questa mattina. Pagina 2 del quotidiano Il Tempo. Ci piace la frase, chiaramente a ogni azione corrisponde una reazione, ma ve la dico l'azione: bombe sui turbanti. Bombe sui turbanti potrebbe essere anche un bel titolo di una canzone indipendente. Se c'è qualche artista indipendente, poco guerrafondaio, che vuole farla, bombe sui turbanti. Suona da Dio, veramente. Riuniti per nominare l'erede di Khamenei. Mi viene in mente la canzone La Padania che ho cantato un po' di anni fa. Sammy, c'è un tipo col turbante fuori che chiede di te, dice a un certo punto la segretaria di Radio Padania Libera. Andatevela a ricercare su YouTube, Sammy Varin, La Padania si chiamava. Sono quegli errori di gioventù che però vedi, mago, ho previsto tutto quanto, anzi dopo magari ve la faccio risentire. Colpito a Qom l'edificio dove si stava tenendo l'assemblea degli esperti, Teheran nega e annuncia il figlio di Ali Moitapa come nuova guida suprema. Bene, cioè male, comunque qui appunto si parla di come li stiamo facendo fuori uno dopo l'altro. Quarto giorno di fuoco nel Golfo Persico, Emirati, Arabia e Kuwait si preparano all'offensiva, insomma potrebbero anche loro entrare in guerra a fianco di Israele e dell'America. Droni sull'ambasciata USA in Arabia Saudita, il consolato statunitense a Dubai, i Pasdaran dicono colpiremo tutti i centri economici. Ancora un'altra pagina girata e voilà, sono pronto a farvi cambiare argomento perché anche questo è bello potente. La CGIL perde sempre più iscritti, così fa cassa con gli stranieri. Pensate che il 35% dei tesserati alla Fly non è italiano. Agli immigrati vanno i fondi dell'Unione Europea.
Il sindacato spinge la mobilitazione nazionale per respingere il tema della remigrazione e supportare chi arriva d'Italia. E insomma, altro che Italia d'oro come cantava Bertoli un po' di anni fa, migranti d'oro per la CGIL. E visto che questi si girano soltanto verso quelli che hanno la pelle scura, la CISL fa il pieno. Già, in taglio basso sul Tempo quest'oggi in controtendenza, Landini registra l'emorragia di tessere, la sigla della fumarola scelta da 214.000 attivi in 5 anni, un terzo under 35. La CISL fa il pieno di giovani. Se vi interessa l'argomento, oggi ne parla solo il quotidiano Il Tempo, che parla anche di questo. Io questa pagina, perché è su internet, è un computer, ma sarebbe da ritagliare. Pagina 9 del Tempo, me la ritagliate, questa è bella bella. La Bologna di Allah. Prodi, Lepore, Zuppi festeggiano il Ramadan con l'imam di Flotia, tutti uniti contro gli USA. Ragazzi, cioè, qui c'è una sintesi di tutto ciò che non funziona nel nostro paese, e tutto questo lo vorrebbero portare al governo dicendo: voi non siete capaci, soprattutto sul fronte mi viene l'itterizia sicurezza. Ragazzi, sono successe ancora cose terribili, tra poco ci arriviamo, ragazzi miei, quel marocchino che ha violentato il ragazzo portandolo fuori dal bus, cioè robe, dopo vi racconto. Allora, prof, sindaco, capo della CEI, tutti insieme per l'iftar, la fine del digiuno musulmano. Dopo le arringhe dal palco, grande cena collettiva con la comunità islamica. C'è anche l'Afram che navigò verso Gaza e faceva riunioni con Annun, signori. Ce lo scrive Dario Martini a pagina 9 del quotidiano Il Tempo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, l'ex premier Romano Prodi, il capo dei vescovi italiani Matteo Maria Zuppi hanno deciso di festeggiare non la Quaresima, bensì l'iftar, il pasto con cui i musulmani celebrano la fine del Ramadan. Lo hanno fatto sabato scorso insieme al caldo abbraccio della comunità islamica bolognese, quando sono saliti sul palco allestito in piazza Lucio Dalla per l'8ª edizione dell'Iftar Street, poi tutti seduti alle lunghe tavolate per la grande cena collettiva sotto la tettoia Nervi. In mattinata erano scattati bombardamenti americani in Iran con l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei. L'occasione era troppo ghiotta per non condannare l'attacco militare da parte di Stati Uniti e Israele. Con loro c'era anche Yassin El-Afram, imam della comunità islamica bolognese e già presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, l'UCOI, la conoscete? Che a settembre si era imbarcato sulla flotilla per veleggiare verso Gaza. Lo stesso El-Afram che a novembre faceva riunione con Annun, poi arrestato in quanto ritenuto referente italiano di Hamas, per parlare proprio di flotilla e scagliarsi contro lo Stato genocida di Israele. Qua mi fermo, ragazzi, che non voglio rovinarvi la colazione, però capite perché oggi il quotidiano Il Tempo è da comprare, anche per l'articolo in spalla di Francesco Storace che si chiama Il silenzio su quella ghigliottina, la ghigliottina carnascialesca, si tagliano le teste, modello Francia, ma c'era qualcun altro che qualche annetto fa le tagliava le teste, vi siete dimenticati? Ma come fanno a restare indifferente Elis Line e Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni? La vergogna della ghigliottina, finta per fortuna, ideata a Reggio Emilia per Giorgia Meloni, a loro non fa schifo? Se una formica nera invade il vostro cortile, ululate al capo di Stato e al ritorno del fascismo e adesso ve ne state zitti? Non è un bell'esempio per una classe dirigente che aspira a governare l'Italia. E qua mi fermo
ma ve ne ho parlato negli scorsi giorni. Per Carnevale a Reggio Emilia hanno fatto la finta ghigliottina per tagliare la testa alla Meloni e a noi brutti e cattivi per festeggiare il Carnevale. Dai, era uno scherzo. Uffa, dai, Sammy Varin, perché non ridi di queste cose? Lo schiaffo di Schlein a Segre, il PD contro il DDL antisemitismo. Oggi si vota, Elli vuole cambiare la dichiarazione dell'IRA, cuore del testo. Partito spaccato, Del Rio e altri 3 pronti a votare col centrodestra. La senatrice a vita chiede ampia convergenza sul provvedimento, ma il Nazareno non ci sta. Attenzione al taglio basso, siamo ancora sul tempo. A Milano pugni ai turisti con la kippa. Boom di aggressioni e minacce, sono 963. Il rapporto annuale sull'odio anti-ebraico. Tra web e mondo reale, casi di intolleranza in continua crescita, più 400% rispetto al 2022. Posso farvi una previsione, però dovete promettermi che andate a toccare ferro o toccate la cristalleria, l'argenteria e tutto quello che volete. Attenzione, io non vado avanti a menarlo con questo odio verso gli ebrei. Qualcuno li ha odiati da sempre, ma adesso li odiamo ancora di più molto spesso. Già, perché loro stanno facendo, loro si stanno difendendo, eccetera. Ma attenzione, insieme agli ebrei ci siamo anche noi. Non dimenticatelo, l'odio verso gli ebrei è anche odio verso i cristiani. Meditate, gente, meditate, mentre vi mando questo pezzo stupendo nell'interpretazione di Cecilia Quad, La rosa dell'inverno. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Non è un dolore in più, è paura o ancora di più. È leggero e strano, è qualcosa che mi sospinge in te piano. Non è un profumo in più, non è il vento, ora sei tu. Non mi lascia tempo, è qualcosa che assomiglia a te dentro. Spina e poesia, chiara malinconia, non lasciarmi più. La rosa dell'inverno sei tu. Ormai so cosa sei per me. Non mi lascia tempo, è qualcosa che assomiglia a te dentro. Spina e poesia, chiara malinconia, non lasciarmi più. La rosa dell'inverno sei tu. E so cosa sei per me. Non è un amore in più, è pensarti come sei tu. È leggero e strano, è qualcosa che mi sospinge in te
mi sospinge in te. Sì, questa mattina abbiamo voluto farlo strano, Di solito alle 8 c'è il pianista, lo avremo questa volta alle 8:30 perché con tutte le brutte notizie che vi ho dato ci stava bene, secondo me, questo pezzo storico di Mango, La rosa dell'inverno, in una interpretazione speciale, quella di Cecilia Quad, con la Q di quadro. Ha inaugurato il 2026 con un singolo che abbiamo ascoltato nelle scorse settimane, Inferno, che sarà seguito da un EP di inediti. Ma Cecilia si è fatta conoscere negli scorsi mesi per il suo stile musicale cinematografico, cioè ha reso cinematografiche, quasi fosse una colonna sonora, tante canzoni storiche. Cercatela su YouTube, sugli store digitali. Cecilia Quad fa parte di quell'universo di artisti indipendenti sconosciuto a chi sente le solite radiolone, ma che voi venite a conoscere, piccoli tesori, perché avete la gentilezza di ascoltare una radio diversa, grande come l'Universa, noi di Radio Libertà. Buongiorno da Sammy Varin, Alegher, giro di WhatsApp al 340 6709 659 in questa valle di lacrime. Non fermarti, vola e distrugge. Ma capisci, Mattia da Padova? Mi mandi anche l'audio che c'è il presidente USA che naturalmente sta pontificando. Senti. Ecco, e Mattia da Padova che urla: non fermarti, vola e distruggi, ti aspettiamo anche in Europa. Cioè, io non lo so che cosa mangiate la sera, che cosa bevete a colazione, e se questo è l'effetto della rassegna stampa di Sammy Varin, io mi ritiro, vado in pensione anticipata. Bonjour, carissimi, la replica di musica indipendente di oggi 4 marzo è stratosferica, continuate così, grazie, l'ho sentita anch'io, la trasmissione del venerdì alle ore 12 con Francesco Caprini, patron di Rock Targata Italia, e va in replica molto spesso la mattina, c'era quest'oggi alle 7 di mattina, e insomma si è intervistato un big, è il big del gruppo Elio e le storie tese, uno dei big di questo gruppo. Se ve la siete persa la trovate poi sul nostro sito nella sezione podcast. Altro giro, altra guerra. Secondo me bisogna iniziare a dire pane e vino al vino. Quello degli USA di Israele ha un nome solo: terrorismo internazionale. Capisco che loro concepiscono solo la massima del Marchese del Grillo, io so io e voi, ma il troppo è il troppo. Quanto al popolo iraniano, che ora poveretto si becca pure le bombe sulla testa, se ne può parlare. Sinceramente io penso che ogni popolo dovrebbe filarsi la propria storia da sé, senza pelose e interessate interferenze. Poi, se la rivolta della maggioranza farà terminare la rivoluzione del 79, bene così. Se invece la Repubblica Islamica resiste, vuol dire che conserva un notevole radicamento. La repressione da sola non basta mai. Mi viene in mente l'Afghanistan, dopo decenni dove siamo stati anche noi lì con gli americani eccetera, appena siamo andati via, vi ricordate la gente che rincorreva l'aereo che partiva eccetera, è ritornato tutto come prima, se non peggio. Esportare la democrazia, ammesso e certo non concesso che quello sia il fine, ha sempre prodotto disastri e disgrazie. Vedi alla voce Libia, oggi nella più totale anarchia, o Afghanistan, appunto, con i talebani riacclamati nel tripudio generale, mentre Karzai scappava verso gli USA in un elicottero pieno di soldi e di preziosi. Così ci scrive Andrea da Certaldo, Firenze. Andrea, non posso che leggerti e chiaramente mettere sul tavolo anche questo pensiero, che poi è il pensiero di una certa sinistra in questi giorni, e parleremo anche di questo tra un'ora con il sottosegretario Alessandro Morelli, la sinistra che dice è stato violato il diritto internazionale andando ad attaccare l'Iran. Che ne pensate? 340 6709 659. Oggi voglio il vostro responso. Dove andate in vacanza quest'anno? Altra domanda che vi ha fatto Sammy Varin stamattina. Vacanze in Val Malga, Val Camonica, Marco senza prenotazioni. Cioè,
vai lì e ti fai aprire, Marco, un colpo di telefono prima io lo farei, fossi in te. Tu dici, ma sì, una malga vale l'altra, sto lì con capre, mucche, eccetera. Beh, non lo so, perché... No, scherzi a parte, dove pensate di andare in vacanza? Pensavate di andare in giro per il mondo? Che so, negli Emirati Arabi, magari? Ma ora di quest'estate magari tutto è finito, portatevi avanti, giustamente, ma anche chi vuole andare ad Amsterdam, per dire, e che ne sai? E se si mettono a fornire armi in questo momento, vengono messi nella lista dei paesini dove far qualche scherzetto. E il fatto che gli scherzetti li stiano facendo già qua in Italia, tra pochi minuti ci arriviamo, con falsi allarme bomba qua e là, a me fa pensare. Siamo qui per farvi pensare, ragazzi, lo possiamo fare, abbiamo un'arma che non fa male a nessuno ma fa pensare molto. L'arma è questo microfono. Fatevi avanti, non siate passivi che poi penso male. Inviate un WhatsApp al 340 6709 659, soprattutto tu ascoltatore. Ti sto vedendo, ti sto guardando, stai guidando la macchina in coda anche questa mattina o sei a casa assiso sul divano? Ah, bei tempi quando Di Maio ti dava il reddito di cittadinanza. A proposito, che fine ha fatto Di Maio? Mi è arrivato un video divertentissimo, poi magari ve lo spedisco, che c'è Di Maio che scrive nel suo diario dicendo: oh sì, qui nel Golfo tutto funziona bene, non succede mai niente. Non era mica il responsabile dei rapporti, delle cose del Golfo, eccetera. Sparito completamente. Oggi più che mai. Hanno sempre detto che la terza guerra mondiale partiva dal Medio Oriente. Forse è vera la profezia. Una certa sinistra spinge per far entrare in guerra insieme a Francia, Inghilterra e Germania, che già hanno schierato navi e armi, e anche l'Italia. Stanno spingendo la Meloni a unirsi. Così ci arrivano i missili o gli attentati. Ma senti, qui su Milano non penso che arrivino, però gli attentati quelli sì, missili più voi della Sicilia magari, controllate un attimino. Ma ci saranno le vacanze quest'anno? La Madonna, per favore, toccare la cristalleria. Anche voi donne, assolutamente sì. Autoerotismo, tiè, uè, walla lì. Poi alle 12 è tutto un magna magna. Vi leggo un po' di feste e sagre che vi fanno venire voglia di prendere e farvi un bel weekendino. Magari potrebbe essere l'ultimo. Tiè! Per favore. E Putin che non riesce a far fuori Zelensky è proprio stupido. Chi? Quale dei due? Mi devo fermare, ragazzi, mi state menando via con i vostri WhatsApp, ma continuate, mi piace, continuate a scrivere al 340 67 09 659, soprattutto voi ascoltatori che mai pensavate di scrivere a una radio, soprattutto a Radio Libertà, anche perché se scrivete a Radio DJ o RTL, col cazzo che vi leggono il messaggio, ne ricevono così tanti. Noi invece quelli che riceviamo li centelliniamo, ce li gustiamo, ce li succhiamo. Succhia qui, che buona la mia caramella. Ma quella si sta bevendo la tisana? Cos'è, tisana fortificante anche oggi? Antiossidante, pensavo antivarin, no, antiossidante. Magari mi ossido troppo e mi usano come bomba per l'Iran. Bomba, vai, bomba Francesco è il massimo. Bomba Francesco mi piace, anche perché ricorda il santo che un po' era di sinistra, no? Che cazzo sto dicendo? Psicosi allarme bomba. A proposito, 4 false segnalazioni nel centro di Roma. Paura capitale, scrive oggi il quotidiano Il Tempo. Ragazzi, io ve l'ho detto, venerdì scorso ci siamo dovuti tutti alzare dalle nostre sedie e scappare fuori dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano, perché c'è stato un allarme bomba alla sede della Lega venerdì scorso. Ieri allarme bomba alla sede di Fratelli d'Italia a Roma. Vi sembra normale? Tu dici che è uno scemotto che fa questi scherzetti. Io mi ricordo alle medie era di moda l'allarme bomba, era una figata, ragazzi. Arrivava la telefonata e tutti fuori in cortile per un po' di ore a giocare a pallone.
figata. Naturalmente non scoppiava nulla, ma se per caso avesse potuto scoppiare, morivamo tutti perché eravamo lì sotto la scuola. Però quando succedevano queste cose, bei tempi. Adesso secondo me non li caga più nessuno, anche perché con tutti i marocchini, tipi strani che ci sono negli istituti tecnici, ve l'assicuro, altro che allarme bomba, cioè quelli ti distruggono la scuola, ti rapinano, ti violentano, c'è l'allarme bomba, ce ne fottiamo. Non ce ne fottiamo quando si tratta di un allarme bomba nelle sedi politiche. E io personalmente, ma forse sono l'unico pirla, pensa male. Mi dite se sono l'unico pirla che sta pensando male, che venerdì c'è stato l'allarme bomba qua e adesso nella sede di Fratelli d'Italia? Il buon tempone che, scrive Cristian Campigli, come negli anni del liceo appunto, vuole evitare l'interrogazione con una telefonata anonima. Il nipotino di Carlo Marx, desideroso di rovinare una giornata lavorativa a chi è assunto in un partito da lui odiato, o un avvertimento da non sottovalutare? Tan, ta, da, da. È stato un martedì di psicosi bomba nel centro di Roma. 4 gli episodi, diversi tra loro, ma che hanno fatto un minimo comune denominatore ben evidente. Pochi minuti prima delle 17, la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del quotidiano di partito, Il Secolo d'Italia, situate in via della Scrofa, sono state evacuate per un allarme sulla possibile presenza di un ordigno esplosivo. Stessa cosa che è successa qua in Bellerio. Le verifiche nei locali da parte della polizia, intervenuta anche con i cani molecolari, hanno dato esito negativo. A quel punto i dipendenti sono potuti rientrare negli uffici. In precedenza altri 2 allarmi bomba, poi rientrati, erano scattati ieri pomeriggio nel centro della capitale per 2 trolley abbandonati in strada. Il primo nei pressi di Palazzo Chigi, davanti al negozio Zara, a Largo Chigi, ha fatto scattare i controlli degli artificieri e la chiusura temporanea della strada. L'allarme è poi rientrato dopo tutte le verifiche del caso. Qua mi fermo, ragazzi, l'articolo prosegue. Io non sottovaluterei questa cosetta. Ditemi voi se sto esagerando. Scrivetemi 340 6709 659. Non mollo il tempo. Oggi è il giornale del giorno, 1,20 €, non fate gli straccioni, compratelo. C'è l'articolo di Silvia Sardone a pagina 11 che parla di Brescia, una Brescia shock, il reportage dell'invasione islamica. L'eurodeputata leghista racconta il fenomeno, oggi sul quotidiano Il Tempo. I danni dell'immigrazione incontrollata e l'islamizzazione crescente sono aspetti che riguardano purtroppo anche le nostre città. Brescia, splendida città lombarda, viene definita, e non è un'esagerazione, la capitale islamica d'Italia, in quanto ha il numero relativo più alto di musulmani rispetto alla popolazione. La provincia di Brescia nel 2024 contava 155.135 residenti stranieri, quarta in Italia per numeri assoluti. Attenzione, parliamo di residenti, non di ciabattanti che ciabattano qua e là senza avere la residenza. Residenti, non ciabattanti. Sto campionando, ma avete capito. La presenza musulmana è massiccia, concentrata, organizzata. Brescia conta decine di centri islamici, tra moschee, centri culturali, con numerosi spazi di preghiera ricavati in capannoni, magazzini, negozi. Purtroppo ci troviamo di fronte a una città che è stata protagonista di episodi inquietanti negli ultimi anni. Nel periodo natalizio del 2025, pochi mesi fa, un uomo di origine guineana è stato arrestato dopo aver danneggiato il presepe allestito sotto il portico di Piazza della Loggia. L'immigrato, mentre vandalizzava il presepe, urlava frasi sconnesse, inneggiando naturalmente ad Allah. Qua mi fermo, ma Silvia Sardone oggi è potentissima sul quotidiano Il Tempo e racconta cosa non sta succedendo a Brescia. Ed è massima allerta in tutta Italia. Massima allerta sulle sigle antagoniste che dopo la battaglia pro-Pal sono pronti a quella contro l'attacco USA all'Iran. La minaccia narco-insurrezionalista ora sposa la causa del regime iraniano.
Ne parla Francesca Musacchio, solo sul quotidiano Il Tempo, ragazzi, che se non lo comprate, e lo so che magari è difficile da trovare, rompete le balle al vostro edicolante. Vado via? Dove vado? No, ragazzi, oggi piatto ricco, bincificco, voglio tenervi incollati alle nostre frequenze, non me ne frega niente se avete cose da fare, oggi mi dovete ascoltare o ricordarvi che poi su YouTube e su Facebook, soprattutto sulla Lega Salvini Premier, la pagina Facebook più vista d'Italia, con più di 1 milione di follower, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier ritrovate tutta questa rassegna stampa. Quindi se adesso avete impegni urgentissimi che proprio non potete non spegnermi, che cazzo mi spegnete così? E mi sono spento un attimo, e mi ritrovate sulla pagina di Lega Salvini Premier o sul sito di Radio Libertà, cliccando podcast cercate rassegna stampa. Per voi fortunati invece che ce lo avete molto duro politicamente come noi leghisti, bene, vi porto sul quotidiano La Verità. Bombardate le primarie degli ayatollah. Attenzione. Sono sempre qua, io vi dico già risvolto della medaglia, lo sai, l'esempio del formicaio, se schiacci un formicaio che cosa succede? Tutto il Medio Oriente è in fiamme, racconta La Verità. Israele annuncia di avere colpito l'assemblea riunita per eleggere il successore di Khamenei, ma l'Iran smentisce e invade il Libano. Missili dei Pasdaran sull'ambasciata USA a Riyadh, il Qatar abbatte i jet degli sciiti rientrati a Milano, i 200 studenti bloccati a Dubai. Guerra mondiale degli islamici. Arabi e sauditi pronti ad attaccare Teheran, mollata dalla Turchia. Ma in centropagina sulla Verità, la verità è questa, che il conflitto finisce nelle bollette. Facciamo saltare le regole dell'Unione Europea, e questa è una bella proposta che ci avete fatto anche voi ascoltatori e che il quotidiano La Verità accoglie in pieno. Riapriamo i gasdotti con Mosca o rischiamo il collasso, urla Maurizio Belpietro oggi sul quotidiano La Verità, e non possiamo non applaudire. Economia in pericolo. Palamara adesso è pronto a rimettersi la toga. Wow, e questa è una cosa che non sapevate. La procura che lo accusava approva la revoca del patteggiamento e adesso l'ex capo dell'ANM vuole tornare al suo mestiere. La mia radiazione ormai è superata dai fatti. A rischio rinvio il verdetto su Stefano Fava. Siamo sempre sul quotidiano La Verità e io entro all'interno perché giustamente la notiziona è questa: la procura riabilita Palamara, ora voglio rimettermi la toga. L'ex magistrato chiede di annullare il patteggiamento per traffico di influenze e Cantone dall'ok. La mia radiazione non è più attuale. Se ne occupa oggi sulla Verità Giacomo Amadori. Tutta la vicenda partita da un'inesistente mazzetta da 40.000 euro, ma Palamara ci ha fatto capire tante cosette effettivamente che non avevamo capito. La diocesi di Milano sponsorizza l'incontro per il no al referendum. Vai. Referendum costituzionale del 22-23 marzo. Le ragioni di una scelta per il no è il titolo della serata che si terrà oggi tardo pomeriggio per parlare di referendum promosso dall'associazione Città dell'Uomo. L'incontro è stato pubblicizzato anche sul portale della diocesi di Milano. Che fate? Andate a messa quest'oggi? Questa sera a chiesa c'è la messa delle 6, delle 7? Zuppi, Prodi, Lepore omaggiano Ramadan. Facciamo perché lì ci sono i soldi, ragazzi miei. Ma era successo anche l'altro anno a Milano. Tutti scendono giù a omaggiare chi ha tanti soldi, ci costruisce le moschee, se le costruiscono da soli e non vogliono mica i nostri soldi qua da noi. Si comprano interi quartieri a Milano, ma a Bologna non è mica meglio, ragazzi. Se si comprano un po' di case e le rimettono a nuovo sarebbe meglio, magari anche qualche portico tutto pisciato, glielo facciamo comprare, glielo facciamo mettere un po' meglio. Mentre nella diocesi di Bologna crollano le partecipazioni
partecipazioni al catechismo cattolico, l'arcivescovo si reca con il sindaco e il padre dell'Ulivo, Prodi, all'iftar, pasto serale in cui si interrompe il digiuno dei musulmani. Chissà cosa gli hanno dato da mangiare. Sardone del Carroccio è l'integrazione al contrario. Attenti, anche questo articolo, se preferite la verità, anche oggi ci sta Carlo Tarallo, vi leggo qualche riga. L'immagine è forte, simbolica, oggi si direbbe iconica. L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, nonno nobile del centrosinistra, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi sul palco della celebrazione di uno dei pilastri dell'Islam, l'Iftar, l'incontro dei musulmani al tramonto per spezzare il digiuno del mese del Ramadan. Certo, questi incontri sono un'occasione di scambio informale fraterno, di dialogo interreligioso che coinvolge anche le parrocchie cattoliche, e chiese evangeliche, e il momento, lo scoppio della guerra in Iran, era particolarmente importante. Fatto sta che a molti è sembrato più che altro una forma estrema di compiacenza nei confronti dell'Islam. Noi invece nascondiamo i nostri simboli, perché la Quaresima, voi lo sapevate che siamo in Quaresima? State facendo il digiuno di venerdì? Penso proprio di no. Noi nascondiamo i nostri simboli. Anche i primi cittadini di Torino e Roma hanno fatto gli auguri ai maomettani. Lo sai che chiamarli maomettani si offendono, eh? Sono ancora sul quotidiano La Verità, ragazzi, perché altra notizia del giorno che ci ha fatto incazzare non poco. Minorenne si addormenta sul tram e viene abusato da un marocchino. Il 17enne stava rincasando dopo una serata a Firenze, arrestato il sospettato. Fabio Amendolara. Viveva in un riparo di fortuna sotto lo stesso cavalcavia in cui sarebbe avvenuto l'abuso nella notte di San Valentino tra il 13 e 14 febbraio, un angolo della periferia residenziale di Firenze che di notte diventa rifugio improvvisato tra cartoni e coperte. E lì, sotto il grande cavalcavia di Viale Guidoni, sul quale affaccia il Palazzo di Giustizia, che gli investigatori lo hanno rintracciato l'altro giorno. Marocchino, 32 anni, sul territorio italiano da 3, una condanna per reati contro il patrimonio e diverse denunce, ufficialmente senza fissa dimora, una vita di espedienti. È stato arrestato con l'accusa di avere violentato un ragazzino di 17 anni dopo averlo prelevato da un convoglio della tranvia linea T2 sul quale si era addormentato. Qua mi fermo, ragazzi miei, ma anche qui da leggere. Com'è da leggere La Verità sul bimbo del Monaldi. Siamo a pagina 19, verità per Domenico. L'autopsia sul bimbo del Monaldi dice che non ci sono lesioni da espianto del suo cuore. Smentite le testimonianze finite agli atti dell'inchiesta, secondo cui il cuore destinato al piccolo sarebbe stato danneggiato durante l'operazione a Bolzano. No, il cuore che arrivava funzionava benissimo, peccato che era congelato. Il medico legale, niente tagli sul ventricolo, adesso silenzio. Altro caso, Mendico, abbiamo intervistato il padre qualche mese fa. Indagati per stalking, 4 compagni di Mendico, hanno tra i 16 e i 17 anni. 4 ragazzi sono indagati per stalking in relazione al caso di Paolo Mendico, lo studente di 14 anni originario di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, che l'11 settembre dell'anno passato si è tolto la vita. La famiglia, come noto, ha più volte denunciato episodi di bullismo nei confronti del figlio Paolo. Dal fisico esile, capelli lunghi e biondi, aveva come soprannome Nino D'Angelo, lo vedete in radiovisione in questa bellissima fotografia. L'inchiesta principale sulla vicenda, portata avanti dalla procura di Cassino, coordinata dal procuratore Pucci, è per istigazione al suicidio, al momento ancora contro ignoti. Tutte robe allegre, ma vi porto nella cronaca italiana e giustamente questi sono fatti che non dovete dimenticare, perché se pensate tutto il giorno ai bombardamenti in Iran, vi menate via su quello che succede sotto casa nostra.
Poi pensiamo anche ai bombardamenti, che comunque si riflettono nel momento in cui andate a fare la spesa tra poco e a fare il pieno di benzina, già oggi. Il killer di anziani sull'ambulanza, ragazzi, datemi un'ambulanza. Manca solo quello, che adesso ci abbiamo paura anche a chiamare l'ambulanza. Già c'è la polizia, che ruba, che picchia, che uccide. Adesso anche sull'ambulanza non puoi stare più tranquillo? Sotto accusa un 27enne che avrebbe ucciso 5 malati terminali in un anno. La difesa ha applicato tutti i protocolli e si dichiara estraneo, non era solo a bordo. C'è l'ombra di un possibile serial killer di anziani dietro all'indagine della procura di Forlì sulla morte di almeno 5 anziani, tutti malati cronici terminali residenti nella provincia, che sono deceduti tra febbraio e settembre 2025 dopo aver usufruito di un trasporto sanitario su ambulanza, guidata l'ambulanza sempre dallo stesso autista. Magari era semplice uno che portava un po' sfiga, insomma. Giro di nuovo la pagina solo sulla verità e vai. Cosa perché? Ah, perché ho scelto questa pagina, eccola qua il motivo. Voi che fumate, bastardi, continuate a fumare, impozzolentite tutta la casa, la strada, qualunque cosa. C'è una novità dalla Philip Morris. Entro il 2035, quindi meno di 10 anni, le sigarette esisteranno solo nei musei. E vai! Trafiletto oggi sul quotidiano La Verità e su pochissimi altri. Philip Morris ha presentato ieri Bonds, il nuovo prodotto di IQOS per il riscaldamento del tabacco, che amplia il portafoglio dei prodotti senza combustione. Il dispositivo, realizzato in alluminio e disponibile in un'ampia palette di colori, utilizza la tecnologia Roundit, che riscalda dall'esterno stick di tabacco dedicati commercializzati con il marchio Blends. L'azienda assicura fino a 25 utilizzi con una ricarica, fino a 3 sessioni consecutivi della durata di 5 minuti ciascuna, senza necessità di pulizia. La nostra visione è chiara: a livello globale stiamo lavorando per rendere le sigarette un oggetto da museo nel più breve tempo possibile. In Italia, con un quadro normativo stabile e il supporto della società, potremo raggiungere questo obiettivo già nel 2035. Così ha dichiarato l'amministratore delegato Frega, che speriamo non ci freghi presentando il prodotto. E naturalmente tutti voi che fumate, fateci un pensierino: si inquina meno, forse fa meno male, morirete lo stesso, ma magari un po' più tardi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Alta pressione dominante, ma giornata con cieli spesso nuvolosi su gran parte del nostro paese. In mattinata una diffusa copertura nuvolosa interesserà le regioni centro-meridionali, mentre andrà un po' meglio con maggiori schiarite al nord e sulle 2 isole maggiori. Nel pomeriggio ancora nuvoloso, specialmente sui settori adriatici, dove sarà anche occasione per della piovigine, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine
Imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. È chiaro, lui è un grande, un grandissimo, e mi onoro di poterlo trasmettere ogni tanto, anche se la sua musica chiaramente è famosa, ma non conosciuta da tutti, anche perché non viene trasmessa sulle radio importanti, è un genere che non tira nelle radio commerciali. Lui è Ludovico Einaudi, è uscito da pochi giorni il nuovo album e questa è Memory One. Lo trovate facilmente sugli store digitali, su YouTube. Ludovico Einaudi, grandissimo pianista a cui si ispirano decine e decine di altri pianisti indipendenti che spesso trasmettiamo su queste frequenze. Il buongiorno si sente dal Varin, sì, sono io, Sammy Varin, ormai quasi 50 anni di radiofonia e ancora non sono stanco, e voi a quanto pare non siete ancora stanchi di seguirmi, perché ci sono gruppi d'ascolto che la mattina si ci riunisce per bere un caffè, intanto sentiamo le notizie da Sammy Varin. Beh ragazzi, voi oggi siete fortunati
fortunati. Prima abbiamo evocato Di Maio. Qualcuno mi chiedeva cosa sta facendo Di Maio e a quanto pare ci sta ascoltando perché il rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico, ma è diventato anche professore onorario di un'importante università, eccetera, lo abbiamo con noi, signori. Eccolo qui, Di Maio! Caro diario, devo dire che qui le cose nel Golfo Persico vanno sempre meglio. C'è sempre bel tempo e si mangia bene, ma soprattutto da quando ci sono io, regna la pace. C'è stato giusto qualche fuoco d'artificio nella notte. Probabilmente un sultano locale che festeggiava il 10° anno di vita di rendita. Beati loro, mica come noi lavoratori, che dobbiamo sgobbare 1 ora al giorno. Senza contare l'attività di professore di geopolitica e populismo analitico che mi tengono occupato 15 minuti al giorno. Più volte mi sono chiesto, ce la farò, imparerò? Ma la risposta è sempre stata la medesima. Imparare non serve a nulla. Tutto viene da sé. Ma c'era chi dubitava di me. Ma abolire la povertà non è cosa per tutti. Caro diario, devo dire che... Peccato, ci si è impallato il computer, però questa è una cosettina bella che trovate su Instagram e che gira. Simpatico scherzare Di Maio, dai. Però, sai, ce lo chiediamo a tutti quanti, mentre stanno bombardando il Golfo Persico, lui che è rappresentante dell'Unione Europea per il Golfo Persico, che cosa fa? Dove si trova? Tu dici, adesso non sei mica Crosetto, dobbiamo star lì a pensare a Crosetto, ma no, io volevo sapere anche qualcosa, magari Di Maio poteva aiutarci, no? WhatsApp che sarà meglio, 3406709659, il successore iraniano, la Olli Oltajani, non toccarmi Tajani, che è diventato il mio eroe dopo che gliel'ha cantata l'altro giorno al capo dei 5 Stelle, lo amiamo. L'intelligenza artificiale americana non poteva passare anche sopra Bologna? Ci scrive Dani da Como. Dani, non capisco il tuo modo di ridere, veramente. Il figlio di Khamenei sarà paranoico come suo padre. Speriamo che Trump rada al suolo anche lui. Non auguriamo la morte a nessuno, caro Marco. Sugli allarme bomba nelle sedi dei partiti di governo, vorrei solo fare un presentimento. Vorrei fosse solo un presentimento. Ma se dopo una decina di falsi allarmi non gli si dà credito, è la volta che la bomba magari è stata messa veramente. Marco, non lo so, però a me mi ha fatto impressione sta cosa. Sono l'unico pirla, me lo dite? Va bene, ditemelo, offendetemi. Venerdì allarme bomba qui in via Bellerio e l'altro giorno allarme bomba alla sede di Fratelli d'Italia di Roma. Per me è un po' strano. Buongiorno, come previsto il non abbandonare la linea politica scellerata della von der Leyen, che tra l'altro dovrebbe prendere una posizione di sfiducia per come sta conducendo la crisi bellica Iran-USA-Israele, e cioè arrivare alla conclusione del conflitto Russia-Ucraina e ripristinare tutti gli affari economici e energetici con la Russia. Le conseguenze le pagheremo molto care. Un governo degno di questo nome deve saper guardare al di là del suo naso, intendo molto lontano. Mi auguro che i nostri politici cambino rotta. Inoltre proporrei al governo italiano di finanziare tutte le famiglie italiane con gli utili delle banche, credo 112 miliardi, pannelli fotovoltaici da 6 kW per ottimizzare l'energia elettrica, anche alle aziende ovviamente, accompagnato con lo slogan un pannello in ogni casa. Mamma mia, c'ho un amico, un mio vecchio regista radio degli anni 80 che vende pannelli fotovoltaici. Lo fate contento? No, non scherziamo, guarda che è una cosa intelligente questa. Si riuniscono in queste ore per decidere il da farsi al governo. In vacanza sulle spiagge del Sud Italia. Ottimo! Dove andrete in vacanza quest'anno? Scrivetemelo, 3406709659, una bella vacanza padana, la amiamo. Mi chiedo cosa hanno in mente questi sinistroidi incapaci per la nostra patria Italia. Praticamente gratis, visto che la creazione è gratis. Non so di cosa sta parlando questo, perdonami, mi scrivete le robe, ma io poi non mi ne sono detto una cazzata, ditemelo. Solo Giorgia Meloni poteva dare la colpa a Putin per l'attacco all'Iran, governo di pagliacci. È più grave la guerra in Iran-Ucraina o che uno Stato democratico rubi i bambini alle famiglie per bene, mentre ai delinquenti assassini non li restituiscono? E poi ditemi che non c'è dietro un ordine dall'alto. Se avessi un'arma la userei senza
senza problemi. Discendo da un crociato. A Marco, è fatta una camomilla multipla. Mi raccomando, io sono qui certo per svegliarvi, per farvi arrabbiare, ma le armi anche no. È questo il microfono, la vostra arma. Ce l'avete in mano il microfono? Sì! Inviate un messaggio anche audio al 340 67 09 659. Capito mi hai? E io ti porto sul Corriere, così impari. In azione navi e jet europei, titolo principale. Ma si sa qualcosa per fortuna anche su Davide Rossi. I periti dicono che lo hanno ucciso. Ripartono le indagini. I morti in ambulanza, l'operatore accusato di omicidio volontario e la paura che gela le borse, rialzi per il gas e petrolio. Milano perde quasi il 4% e lo spread va su. Vi ricordo che è partita anche la borsa su Radio Libertà. Ogni sera intorno alle 18 ci colleghiamo per la chiusura della borsa, così come alle 13 abbiamo aperto un notiziario quotidiano. All'interno del Corriere, una cosa di cui non si parla più ma che a me ha fatto impressione, è la strage nella scuola femminile. Sì, lo so che proprio di fianco c'era qualcosa dello Stato iraniano che è stato preso di mira, però il primo bombardamento che hanno fatto hanno ammazzato un fracco di bambine. Il funerale delle bambine in Iran, la rabbia delle famiglie, l'ONU chiede un'indagine. La TV di Stato trasforma il lutto per le vittime in uno spot di regime. Le autorità di Teheran parlano di 165 cadaveri. Si tratta in maggioranza di studentesse tra i 5 e i 12 anni, l'episodio più grave in questi primi giorni di guerra. E chiaramente non possiamo che essere qui a pregare, sperando che finisca presto questa cosa. Il governo, le scelte, droni e sistemi antimissile, l'Italia pronta agli aiuti militari, tela lì. E intanto anche sul Corriere, roba strana. 4 allarmi bomba a Roma, le 3 ore di ansia di turisti e cittadini, strade chiuse, artificieri in azione, controlli mirati sugli obiettivi sensibili. Un mezzo paginone, mica da niente, oggi sul Corriere. L'allarme di Mattarella, non rassegniamoci alla guerra, facci vedere ste pagine, dai, faccele vedere. E poi non ho interessi a Dubai. Giorgia furibonda con me? No, i rapporti sono ottimi. A parlare è Crosetto, intervistato quest'oggi a pagina 15 del Corriere. Da 3 anni sono senza scorta se viaggio con la famiglia. Se avete dei dubbi su quel famoso viaggio che ha fatto Crosetto, oggi ne parla il Corriere, che parla anche dei trasporti, il caos dei viaggi, 2 milioni a terra, i danni al turismo già a 5 miliardi, ancora blocchi ai collegamenti negli Emirati e in Qatar, le disdette alle prenotazioni alberghiere toccano l'80%, gli esperti dicono vedremo prezzi convenienti dopo la ripresa. È chiaro che, come vi dicevo prima, dove andate in vacanza quest'anno? Se avevate in mente di andare in qualche paese che fornisce armi in questo momento al conflitto contro l'Iran, io ci farei qualche pensierino, perché c'è la famosa teoria del formicaio che è stato schiacciato. 1/3 dei transiti Europa-Asia passa a Dubai e Doha, le conseguenze su hotel e crociere. Paginone di Leonard Berberi oggi sul quotidiano Il Corriere, e le famose domande e risposte che ci fanno tanto incazzare, ma che qui servono soprattutto appunto se avete prenotato anche semplici weekend, 3-4 giorni, ragazzi, quelli che andavano negli Emirati si facevano una vacanzina così di pochi giorni e hanno avuto la sfiga di essere bombardati il primo giorno di ferie. Voli cancellati, quali sono i diritti dei passeggeri? Ve lo spiega oggi il quotidiano Il Corriere. Pagina successiva, anche qui si ritorna per fortuna alla vicenda del bambino Paolo Mendicos che si è suicidato a settembre dell'anno scorso. Bullizzato, si suicidò a 14 anni, indagati 4 compagni, il padre, spero li arrestino tutti. Latina, l'inchiesta per stalking, sotto la lente anche il ruolo dei docenti.
che a quanto pare hanno sottovalutato la cosa, anzi forse lo pigliavano per il culo anche loro, forse. Cuore non lesionato nell'espianto, oggi i funerali del piccolo Domenico, e anche qui naturalmente una carezza ai suoi familiari. Il Fatto Quotidiano, la prima pagina: i paesi europei già sparano. Meloni fugge dalle Camere. Come no? Lei fugge sempre, ma ogni giorno dovrebbe essere alla Camera. Poi che fa? Non fa altro. Guerra totale, signori. Oggi il Fatto Quotidiano è molto chiaro e ci fa venire una voglia di vivere. Francia e UK abbattono droni iraniani e inviano navi e jet. I paesi europei già sparano. Meloni fugge dalle Camere. Si muovono i sunniti, Emirati e Qatar pronti a difenderci. Salvini smentito sulla Premier. Fatto sta che noi non vogliamo inviare un bel niente, ma qualcosa dovremo inviare, certo, armi, droni, eccetera, eccetera. Siamo sul quotidiano Il Giornale, che è chiarissimo, raccontandoci che ormai abbiamo il nemico in casa. Mentre Teheran minaccia l'Europa, gli islamisti italiani piangono l'Ayatollah. Nel cuore della movida milanese a 2 passi da noi c'è chi commemora i terroristi, e quel terrorista, per l'esattezza, si chiama Ali Khamenei, il defunto vertice della Repubblica Islamica, assassinato nel recente attacco israelo-americano. Il centro islamico Imam Ali ha messo in atto una cerimonia funebre. Editoriale di Tommaso Cerno, siamo sul Giornale. Fare l'iraniano con il velo degli altri. Particolarissimo, fare l'iraniano con il velo degli altri. Ti fa venire voglia di leggerlo? E devi comprare il giornale, mi dispiace. ANM abusiva come Salis, c'è l'esposto, il caso dell'ufficio in Cassazione. Non esiste un contratto per la sede che il sindacato occupa. L'ANM occupa abusivamente il 6° piano nel palazzaccio, dove è anche sede il comitato promotore del no alla riforma della giustizia. Te, ciapala lì. Siamo sul quotidiano Il Giornale, vediamo cosa c'è dentro. Dai, tutte belle notizie, chiaramente. Crolla Piazza Affari nelle borse europee, bruciati 870 miliardi. Fiammata del gas, torna allo spettro 22, petrolio ancora su. E come se non bastasse, Instat, l'inflazione sale all'1,6%, pesano le Olimpiadi. Insomma, ragazzi, ascoltate me, tanta pazienza, fate finta di niente, andate a fare il pieno di benzina oggi che è meglio, ma anche la spesa, vedrete, sarà sempre la solita menata, già successo, ci siamo già passati più volte da questo. Ogni guerra la paghiamo noi. Siate felici perché non vi stanno bombardando il tetto di casa. Siate felici almeno per questo. Dai! Allerta bombe in centro città, falsi allarmi. Anche qui un riquadro sul quotidiano Il Giornale. Giro di nuovo la pagina e il titolo che ci fa paura è questo, a pagina 10 del Giornale. Il nemico a casa nostra. Nella moschea di Milano piangono Khamenei. È il nostro martire. Il centro islamico dei Navigli celebra l'Ayatollah. Tra cordoglio, gigantografia e la guida suprema, donne in burka o coperte per intero da lenzuola. Giulia Sorrentino ci racconta come nel cuore della movida milanese a 2 passi da noi c'è chi commemora i terroristi, e quel terrorista per l'esattezza si chiama Ali Khamenei, il defunto vertice della Repubblica Islamica assassinato nel recente attacco israelo-americano. Il centro islamico Imam Ali, che si trova in via Balsolda, zona Navigli, ha letteralmente messo in atto una cerimonia funebre per il re dei Pasdaran. Donne con il burka, oltre che con il lenzuolo che copriva l'intero corpo, una gigantografia della guida suprema accanto al banchetto da cui l'imam ne tesseva le lodi. La cerimonia della 12ª notte del mese sacro del Ramadan si è tenuta presso il centro culturale con la recita di un brano del Sacro Corano, la ricezione di un pasto iftar e i discorsi, la recita di un canto funebre e il battersi sul petto per commemorare il martirio del leader supremo della rivoluzione e dei martiri dell'Iran, un vero e proprio elogio al martire Khamenei e un inno alla ribellione armata. A Milano. Ok? E intanto
la manifestazione per l'Iran libero. La sinistra ha disertato l'evento. Assenti PD, 5 Stelle, AVS, Parigi di 7 ottobre. Per Teheran nessuna mobilitazione o flotilla, signori. Questa è l'ultima battaglia. Lottiamo, moriamo. Iran, ti liberiamo. I cori per l'Iran in piazza Santi Apostoli a Roma nella manifestazione promossa dall'associazione 7 ottobre, sostenuta da tutti i partiti tranne PD, 5 Stelle, AVS. A Milano invece gli iraniani contestano i pacifisti. Questo intervento militare ci serve, anche questo è un momento che ha fatto storia, collettivi con le bandiere del regime islamico e i dissidenti si difendono. Cosa c'entrate voi? Da un lato ci sono gli iraniani che scendono in piazza in Italia per festeggiare la fine del Khamenei, dall'altro la sinistra italiana che manifesta contro l'Occidente. A Milano CGIL, ANPI e ARCI hanno organizzato un presidio sotto il consolato USA in cui non sono mancate tensioni. Un gruppo di manifestanti si è fatti presentato con la bandiera della Repubblica Islamica dell'Iran e gli organizzatori hanno provato a correre ai ripari spiegando che questo non è un presidio a favore del regime, alcune bandiere non sono ben accette. Evidentemente non era chiaro a tutti vista l'ambiguità del sit-in, anche perché una quindicina di iraniani a favore dell'intervento di USA e Israele hanno contestato i partecipanti. Abbiamo bisogno di questo aiuto. Cosa c'entrate voi sinistri? Da chi ci state difendendo? Una donna iraniana poi ha aggiunto: loro ci aiutano, 40.000 persone sono morte nel mio paese, mentre veniva contestata dai manifestanti con le bandiere della Repubblica Islamica dell'Iran. Anche di questo parleremo, di questa Leila, con Alessandro Morelli tra pochi minuti. Giro la pagina mentre sono irrorato di WhatsApp e vi ringrazio al 340 6709 659. Lo sapete, quelli che non riesco a leggere adesso alle 11 sono ancora in onda e ve li leggo tutti. Pagina 15 del giornale: alle donne non servono le quote. Questa è una frase che noi diciamo su queste frequenze da anni, forse da decenni. Il primo a dirla, secondo me, è stato un certo Matteo Salvini. Pagina 15 del giornale: alle donne non servono le quote, a parlare così Giorgia Meloni per gli 80 anni di voto femminile. La parità? Un diritto, non una concessione. Di nuovo a girare le pagine. Signorini scaricato dalla sinistra woke. Avete sentito che si è dimesso. Il vizio condannato dai nuovi puritani. Ne parla a pagina 17 oggi il quotidiano Il Giornale con Vittorio Macioce. Il caso del giornalista è solo la punta di un fenomeno che lega una morale bacchettona e i processi di piazza, e l'omosessualità torna un pregiudizio. Interessante meditazione da leggere oggi, pagina 17 del quotidiano Il Giornale. Non può mancare anche qui in taglio alto la notizia da Firenze: trascinato fuori dal tram e violentato. Il 17enne si era addormentato a bordo, fermato un marocchino di 32 anni. Fratelli d'Italia: è la sicurezza di sinistra. Renzi: la certezza della pena è un optional? Punto di domanda. Sì, attenzione, perché poi questi girano la frittata dicendo: ma siete voi che vi state occupando della sicurezza. Che fine ha fatto la sicurezza? Tan da da da. La Repubblica, Iran, il Golfo si infiamma, ma soprattutto all'interno un paginone con il dossier: dalla benzina alla spesa, la tempesta perfetta dei rincari. Carburanti, l'impennata del gasolio, 10 centesimi in un giorno. Luce e gas, stangata sulle bollette verso l'aumento del 15%. Turismo, alberghi e bed and breakfast, prezzi su più 10% per le Olimpiadi. Alimentari, carrello del marketing, crescita del 2,2%. Compri Repubblica e muori. Ma c'è Veltroni che ci salva, pagina 15, l'intervista con Walter Veltroni, lui sì che ci dà fiducia e certezza verso il futuro. Con Trump gli USA verso l'autocrazia, o con lui o con l'Unione Europea.
Una via di mezzo non si può fare? L'ex leader Dem, anche Meloni, deve sapere che non c'è via di mezzo. Non c'è via di mezzo, Varin. Ora serve diventare estremisti dell'Europa. Cosa rispondete a Walter Veltroni? Sconvolge che il bastione dell'Occidente rischi di diventare come Cina e Russia. Paginone oggi con Stefano Cappellini che intervista a pagina 15 di Repubblica il grande Walter Veltroni. E con questa ossessione verso le buone notizie che abbiamo oggi sui quotidiani da tutta Italia, andiamo sulla Stampa. Qualche buona notizia qua la troviamo sicuramente. L'Iran minaccia l'Europa. Attenzione, forse il titolo più potente questo, veramente. Trump, abbiamo distrutto marina, aviazione e scudi aerei. Parigi e Londra inviano navi a Cipro. Italia allarme per energia. Non difendete le basi del Golfo. Il figlio di Khamenei eletto nuova guida suprema dal regime e minaccia l'Europa. E non so, sbattere la bocca non è bello. All'interno, pagina 2, Teheran avverte: anche difendere le basi verrà considerato come un atto di guerra. Avete una base americana vicino a casa vostra? Che sia mai. L'Unione Europea blinda Cipro e si prepara. Difesa, migranti e costi del gas. Parigi muove la portaerea. Con Luca Dal Fabbro che dice: l'aumento delle bollette è inevitabile, ma si può ridurre con le rinnovabili. Oh, pannelli a go go! Guarda che ha ragione il nostro ascoltatore. Un pannello su ogni casa. Me lo metto anche qua sulla schiena e vado in giro. Il presidente Iren: siamo davanti a un potenziale shock energetico, logistico e finanziario. La guerra in Ucraina ci ha mostrato la vulnerabilità europea. Oggi il rischio è doppio con Hormuz e Suez. Oggi sul quotidiano La Stampa, con i paesi del Golfo che chiedono aiuti a Meloni, valuteremo la richiesta USA sulle basi, ma oggi c'è anche l'intervista a Ellis Lane, pagina 9 del quotidiano La Stampa. Sull'Iran il governo è stato ipocrita, non può passare la legge del più forte. E questa purtroppo è una triste verità che confuteremo magari tra poco con Alessandro Morelli, che avremo in diretta dopo le 9. La segretaria del PD: le regole vanno rispettate, non ci si può svegliare e decidere di bombardare un paese. Siete d'accordo su questa frase? C'è un motivo per cui stiamo, alla fine ci siamo anche noi in qualche modo bombardando l'Iran? Fatemi un messaggino 340-6709-659, soprattutto voi ascoltatori che magari mai avete fatto un WhatsApp a una radio. È il giorno buono. Restate lì perché c'è la pausa musicale con il saluto anche del cantante. Ma dai! Allora un jingle, il saluto del cantante, la canzone e poi arriva Alessandro Morelli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e questa volta sono incredibilmente felice di farvi sentire Io vivo adesso. È dedicato a tutte le persone che portano avanti con dignità e amore le loro piccole e grandi battaglie quotidiane. Un abbraccio grande a tutti, al mio grande amico Sammy, e grazie di cuore e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Forse sarà perché ho perso tutte le paure delle notti brutte, che io adesso sono felice con te addosso. Forse sarà perché ho cambiato pelle, cambiato battito restando intatto, che io adesso non sono più quell'imprevisto che inciampava per la vita, che falliva come via d'uscita e che amava solamente chi sapeva farlo sentire insignificante. Forse sarà perché ho perso il passo, che ho trovato quell'amore dentro, ed io adesso
A odiarmi no, non trovo più gusto. Forse sarà che amarsi è un gesto, un grande atto di coraggio, tra scherzi di cattivo gusto che ci spingono a non farlo. E io adesso, una battaglia vinta per distacco, da guardarmi negli occhi allo specchio e sentirmi benedetto, e sentire questa vita addosso, e sentirla venire fuori, gridare al cielo aspettando che si emozioni, gridare al cielo aspettando che si emozioni. Se sarà che questa vita è un velo che si fa spesso se non ne vai fiero, che mostra il bello quando piangi per la storia di uno fra tanti, e stringi i pugni se provi dolore. Riuscirà a nascere un fiore, riuscirà a nutrirsi del sole, riuscirà un figlio a capire che inciampava per la vita, trovando una via d'uscita, e perdonava finalmente chi l'aveva fatto sentire insignificante. E io adesso, una battaglia vinta per distacco, da guardarmi negli occhi allo specchio e sentirmi benedetto. Guarda che è una canzone che deve farmi pensare. Io vivo adesso, è dedicata a chi porta avanti le proprie battaglie quotidiane con dignità e amore. Io vivo adesso, dell'artista Leone 11. Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E la canzone è capitata a fagiolo, è una canzone dedicata a chi porta avanti le proprie battaglie quotidiane con dignità e amore. Ed eccoci qua, buongiorno ad Alessandro Morelli. Buongiorno a te Sammy e a tutti i nostri ascoltatori. Lo sai Alessandro, io ho il pallino degli artisti indipendenti e quindi scelgo quelli giusti per raccontare chi ci crede, come noi di Radio Libertà, come Alessandro Morelli, come tanti militanti e politici della Lega che non mollano e vanno avanti quotidianamente in mezzo a mille cose brutte che accadono. E Alessandro, la novità purtroppo l'abbiamo vista sotto gli occhi di tutti quanti, la vedremo anche quando faremo il pieno di benzina, andremo a fare la spesa. È scoppiata la guerra con l'Iran, l'Iran minaccia l'Europa, titola oggi, faccelo vedere Francesco, il quotidiano La Stampa, che porta una sfiga della miseria, ma probabilmente c'è anche qualche cosa di vero. E io ti dico subito, perché qua ci sono subito le polemiche, sembra che il PD stia parteggiando per gli ayatollah, c'è l'intervista oggi con la Schlein sulla Stampa, sull'Iran il governo è stato ipocrita, non può passare la legge del più forte. La segretaria del PD dice le regole vanno rispettate, non ci si può svegliare e decidere di bombardare un paese. Cosa rispondiamo alla Schlein, al PD e magari anche a qualche nostro ascoltatore che gli viene qualche dubbio e dice ma sto Trump non doveva mica risolvere tutte le guerre, invece adesso è quello che ne sta facendo di più. Alessandro. Ma innanzitutto quelli del PD certamente non possono dare lezioni rispetto a questo argomento, quindi la Schlein evidentemente è stata bocciata per parecchi anni, non ha superato nessun esame non solo di storia ma in generale, ma anche di storia del PD, evidentemente non ha punti di riferimento con i suoi stessi colleghi, perché con lei alla Camera sono seduti quegli stessi ora deputati che allora erano ministri, erano esponenti dei governi di sinistra, che invece non solo hanno visto
gli Stati Uniti attuare delle azioni belligeranti nei confronti di parecchi paesi in giro per il mondo, ma ne hanno pienamente preso parte. Quindi adesso ribadisco, dalla Schlein e dal PD nessuna lezione di pacifismo. Mi dispiace, lo dico purtroppo, perché magari ci fosse stato nel passato qualche azione pacifista in più, perché come invece lo dobbiamo ricordare, hai detto prima, noi militanti della Lega che oramai abbiamo la testa da qualche annetto, io e te per esempio ci ricordiamo, come probabilmente tanti nostri ascoltatori, ci ricordiamo benissimo delle manifestazioni della Lega vere contro la guerra che si è praticata in Serbia. Ti ricorderai, Sammy, le nostre manifestazioni contro le bombe su Belgrado. Ora, dunque, chiuso il capitolo pietoso sulla sinistra, è evidente che siamo in una fase per ora gravissima ma interlocutoria. L'auspicio è che anche qua rapidamente si possa trovare una quadra, ma dobbiamo sottolineare come la situazione geopolitica internazionale è diventata realmente insostenibile. L'accusa è quella che Teheran stesse praticando non solo a parole ma una finta politica di sospensione del raggiungimento dell'arma atomica, ma la ciccia vera riguarda chiaramente la geopolitica che coinvolge la Russia, che coinvolge la Cina in particolare. Il dragone cinese, è inutile negarlo, negli ultimi anni soprattutto ha fatto una serie di azioni di geopolitica che hanno toccato in maniera viva gli interessi occidentali. Guarda cosa è successo sul fronte della via della seta, guarda sul fronte del reperimento delle materie prime critiche, guarda una serie di azioni che evidentemente in qualche maniera devono ricevere uno stop, e gli Stati Uniti hanno intentato questa azione. Senti, dal punto di vista economico, ho letto sempre sulla stampa l'intervista al presidente di Iren che dice l'aumento delle bollette è inevitabile, ma si può ridurre con le rinnovabili. So che sono in arrivo anche delle riunioni all'interno del governo. Cosa si può fare per gli italiani che già da quest'oggi troveranno degli aumenti facendo il pieno di benzina? Chiaramente ora dobbiamo pensare che gli aumenti che si verificano in queste ore, in questi giorni, sono aumenti dal punto di vista industriale completamente irricevibili. Dobbiamo sottolineare come la benzina che viene caricata sulle nostre auto o sui camion, i carburanti che vengono oggi utilizzati sono arrivati oramai da qualche mese, che le scorte in Italia e in Europa sono assolutamente solide. È evidente che tutto quello che sta succedendo è prodromico a quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Dunque un aumento dei costi della benzina sono motivati appunto da quello che potrà succedere potenzialmente. Detto questo, dobbiamo sottolineare tutti come i Pasdaran di Teheran stiano controllando uno stretto fondamentale per il commercio mondiale. Dobbiamo sottolineare come le parole che guardano a tecnologie che sono sostanzialmente tecnologie cinesi rischiano di essere quasi in controtendenza rispetto a quello che l'Occidente sta facendo. Cioè tutto quello che sta succedendo è legato anche appunto a un tema di geopolitica internazionale, di posizionamento della Cina nei nostri mercati. Ora, se tu dici rinunciamo ai carburanti tradizionali e puntiamo tutto sulle rinnovabili senza avere un'industria di produzione di strumenti che possono essere utili per le rinnovabili, e quindi sostanzialmente dando nuovo mercato e nuova linfa all'industria cinese, evidentemente sicuramente ti occupi
di energia, e questo è indubbio. Probabilmente lo stai facendo con un'impostazione ideologica che è un'impostazione ideologica di sinistra. Ricordiamo, Iren è un'azienda pubblica di produzione energetica e non solo, una multi-utility che è governata in un ambito che certo non è totalmente di centrodestra, e quindi sempre l'impostazione ideologica della sinistra. Per chiudere, sostituire l'energia prodotta con le fonti fossili totalmente con l'energia prodotta da fonti rinnovabili oggi è veramente complicato. E intanto sono sul quotidiano Il Giornale, un altro titolo che ci fa paura, soprattutto poi vedendo quello che è successo a Bologna con il sindaco Prodi e la congregazione religiosa nostra cattolica, tutti a cenare per l'iftar, la conclusione del Ramadan serale, e il quotidiano Il Giornale titola "Il nemico in casa". Mentre Teheran minaccia l'Europa, gli islamisti italiani piangono l'Ayatollah, ed emblematica è stata la manifestazione dell'altro giorno con una certa sinistra che manifestava contro l'America e sembrava a favore dell'Iran, e quella donna che si è messa di mezzo dicendo: ma che cavolo dite? Lei, questa donna iraniana che ha interrotto il corteo dei pacifinti accusandoli di restare in silenzio di fronte alle repressioni in Iran. Tutto questo, perdonami, io poi lo collego, non c'entrerà niente, però noi giornalisti dobbiamo cercare di mettere anche la pulce nell'orecchio con quello che è successo nelle ultime ore, partendo da venerdì scorso, dalla sede della Lega di via Bellerio. Siamo dovuti uscire tutti quanti perché c'è stato un allarme bomba, fortunatamente infondato. E quello che è successo nelle scorse ore a Roma, dove nella sede di Fratelli d'Italia e in altre zone di Roma, altri allarmi bomba. Fortunatamente tutto infondato. Potrebbe esserci un collegamento tra tutto questo? Voglio sperare di no, però forse è giusto parlarne, Alessandro? È giustissimo parlarne. Attenzione, sei partito da un argomento che chiaramente ci tocca in quanto cattolici, ci tocca profondamente. Ora che la sinistra europea abbia, stia cercando di intessere rapporti sempre più stretti, anche quella italiana, con l'islamismo arabo, è palese, è evidente. Hai visto, vediamo cosa succede in giro per l'Europa, dove in Germania e Francia la sinistra è molto legata a frange, ad associazioni islamiste. Hai visto cosa è successo nelle ultime elezioni suppletive in Gran Bretagna, dove i Verdi in una sessione appunto di elezioni hanno stravinto in un collegio, affidandosi letteralmente mani e piedi agli islamisti locali, sconfiggendo i laburisti, sconfiggendo il centrodestra e sconfiggendo anche Farage. Insomma, gli islamisti entrano mani e piedi nella politica europea ed italiana, tutto grazie alla sinistra. Quindi, francamente, vedere il sindaco di Bologna Lepore e il signor Romano Prodi sul palco a festeggiare la fine del Ramadan è semplicemente coerente con gli obiettivi che la sinistra ha oramai nella propria agenda politica. Ecco, veniamo a Zuppi, perché Zuppi è il presidente della CEI, quindi della Conferenza Episcopale Italiana, di tutti i vescovi italiani, rappresenta con la CEI dunque diciamo l'ossatura anche politica della CEI. Ricordo, la CEI edita il quotidiano Avvenire, tanto per dirne una, e quindi da un lato la politica che la Conferenza Episcopale Italiana ha inteso
applicare è quella che va nella direzione di una sempre maggiore legame con gli islamisti italiani. Dall'altra parte, da cattolico, sono sconcertato dal fatto che il capo dei vescovi, cattolico, con la croce che non è solo il simbolo che io e te da fedeli ci portiamo al collo, che magari da cittadini vediamo senza alcun problema, in quanto seppur laici o magari non fedeli cattolici, ma riconosciamo come un simbolo laico della nostra cultura, della nostra tradizione, delle nostre radici. In poche parole, vedere Zuppi che va alla fine del Ramadan festeggiandolo e probabilmente anche ospitandolo, è come dire che il presidente del Milan va nella curva dell'Inter a dire a tutti i suoi, dicendo a tutti i suoi che sono dall'altra parte dello stadio, ragazzi, da domani tifiamo tutti Inter. Francamente, ora l'ho buttata chiaramente su un altro tipo di fede molto più prosaica e quindi molto più leggera. È chiaro che vedere da cattolici uno dei propri rappresentanti attuare un'azione di questo genere non solo è scandaloso e diciamo ci colpisce in quanto fedeli, ma addirittura raggiunge i livelli della blasfemia. D'altronde l'altro anno era successo anche a Milano, il comune di Milano sceso in piazza, tutti a cena con gli islamici, ma quelli hanno i soldi, quelli ti comprano interi quartieri e ci fanno le moschee, per il momento solo abusive, qui a Milano non si scherza. Quelli si votano, in realtà quelli, la vera scommessa che la sinistra sta facendo, la sinistra europea, attenzione, ribadisco, la sinistra mondiale, vedi cosa è accaduto a New York, vedi cosa sta succedendo appunto in Gran Bretagna, dove sindaci di città importantissime sono di sinistra, vedi cosa sta succedendo in giro per il resto d'Europa. La sinistra ha politicamente scelto da che parte stare, dalla parte degli islamisti, dalla parte di chi vuole cancellare le nostre tradizioni, di chi vuole non integrarsi nelle nostre realtà. La sinistra ha fatto questa scelta, che è una scelta di campo che noi dobbiamo denunciare. Perché questo? Perché chiaramente questa scelta di campo dà un vantaggio competitivo in ambito elettorale agli esponenti della sinistra, che è un vantaggio competitivo fondamentale. Vedi Sammy, l'elettorato in generale può essere più o meno d'accordo con la campagna elettorale di un sindaco, lascia stare i militanti di partito, quelli che insomma hanno una fede politica. Pensa alla signora Maria, alla quale può stare simpatico più o meno quel candidato sindaco o un altro candidato sindaco sulla base delle proposte che i vari candidati fanno. E questa, la signora Maria, un giorno potrebbe votare il sindaco Pinco e il giorno dopo quello Pallo. Ma se tu hai una organizzazione islamista che sta dalla parte, sempre dalla stessa parte, a prescindere dalle proposte che i sindaci, gli esponenti politici, gli amministratori fanno, è evidente che stai dando un vantaggio competitivo fortissimo, che poi però il sindaco dovrà pagare una volta vinte le elezioni, magari vinte per quel 1-2% in cui gli islamisti sono, e le associazioni, i gruppi islamisti sono stati fondamentali. Quello è un debito che queste amministrazioni dovranno pagare a scapito di tutti gli altri loro concittadini. E quindi capisci perché appunto c'è il politico di turno che va alla fine del Ramadan, capisci perché alcune amministrazioni iniziano a dare i permessi per le moschee, capisci una serie di azioni che vengono fatte, capisci perché nelle scuole pubbliche viene proposto il cibo halal, cosa che insomma francamente si dovrebbe evitare. Queste sono delle normali conseguenze
di un'attività politica che le associazioni, i gruppi islamisti stanno facendo grazie al Partito Democratico. Stai facendo scaldare i nostri ascoltatori che ci stanno tempestando di WhatsApp al 340-6709-659. Io vi invito sempre, ragazzi, che ci ascolta sui social, ad esempio sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, pigiate il tastino condividi e condividete queste dirette anche sulla vostra pagina e inviatele tramite WhatsApp a parenti o amici. Allora, Morelli ci ha parlato di esempi molto importanti di città che si sono vendute a una certa religione votando PD. Abbiamo visto Brescia oggi sul quotidiano Il Tempo con Silvia Sardone che ci racconta cose pazzesche su questa bellissima città. L'ultima cosa che riguarda invece la diocesi di Milano, perché ne parla La Verità oggi a pagina 13, la diocesi di Milano, sarà un caso, sponsorizza l'incontro per il no al referendum promosso dall'associazione Città dell'Uomo. L'incontro è stato pubblicizzato anche sul portale della diocesi di Milano. È un altro esempio di questa cosa, di una certa sinistra e purtroppo di certi magistrati di sinistra che parteggiano per certe decisioni, per certi giudici che poi vediamo cosa scelgono quando c'è da decidere se uno è colpevole oppure no, se un immigrato che ha fatto gravi problemi al nostro paese può essere rimpatriato oppure c'è il raffreddore, non può esserlo. E qui si parla di referendum 22 e 23 di marzo. Io leggo tutti i giorni gli appuntamenti per il sì al referendum. Se adesso tu che stai passeggiando per strada, Alessandro, incontri qualcuno indeciso, in 2 minuti come fai a spiegargli perché è importante alzare il culo dal divano e il 22-23 marzo votare sì al referendum sulla giustizia? Beh, innanzitutto perché è bastato sentire la nostra trasmissione di questa mattina per capire come ci sia un piano che va nella direzione di cancellare le nostre tradizioni, la nostra cultura, cancellare la libertà di agibilità politica dell'opinione pubblica generale, e ribadisco non dei tesserati, ma di chi vuole migliorare la propria situazione attraverso chiaramente un'amministrazione e una politica migliore. Perché è tutto pianificato, dicevi giustamente, associazioni, pensa all'Arci, pensa ai sindacati, gruppi religiosi, quelli islamisti da un lato, ma persino quelli cattolici dall'altro, come tu giustamente hai segnalato poco fa. Dunque dobbiamo, in questo caso, non parlerò tanto della magistratura, della divisione delle carriere, del doveroso diritto di vedere punito un magistrato che sbaglia, perché il magistrato è un lavoro come un altro, di altissima però responsabilità, perché ricordiamolo, i magistrati possono, come dicevi tu, decidere della libertà personale di ogni singolo cittadino, ma lo possono fare, questo è doveroso, la legge glielo deve concedere, ma dall'altra parte devono avere delle responsabilità nel caso in cui con dolo la situazione compiano degli errori e la situazione diventi palese. Ora dunque, per mantenere la nostra libertà, per contrastare questi poteri che in realtà vogliono limitare le libertà del cittadino medio, noi dobbiamo votare sì, ma non solo dobbiamo andare a votare sì, dobbiamo impedire che il no vinca e per impedire che il no vinca è necessario andare a votare, convincere le persone ad andare a votare, perché sento dire da troppa gente, ma tanto il sì vince, siamo tranquilli, quindi un tubo. I sondaggi per me contano zero da questo punto di vista. Sentire le persone che dicono di sostenere il sì, di voler andare a votare sì, non è assolutamente sufficiente, perché poi fisicamente bisogna andare alle urne per votare, convincere persone ad andarci, perché il sì vincerà, secondo me,
sulla base di quante persone libere potranno e saranno disposte ad andare a votare. Dobbiamo sottolineare come le truppe cammellate, l'Arci, sindacati, gruppi religiosi, cattolici e non solo, insomma intere schiere di militanti sono già pronti ad andare e a votare no. Noi dobbiamo essere dalla parte della libertà, del buon senso, dell'opinione pubblica generale. È chiaramente uno sforzo il nostro, ma dobbiamo convincere tanti ad andare a votare e ad andare a votare convintamente sì. Assolutamente, ricordiamolo, è un referendum senza quorum, ma il quorum c'è, perché se dovesse anche soltanto vincere il sì, ma di poco, questi ci faranno un culo quadro e smonteranno il vostro sì in un no. Alessandro, ci sono ancora 2 minuti e posso arrabbiarmi contro tutta la categoria dei giornalisti, quindi contro me stesso, contro anche te e contro tutta la redazione nostra e di tutti i quotidiani italiani, perché oggi è il 4 marzo, dopodomani è il 6 marzo e nessuno, dico nessuno, parla su nessun quotidiano delle Paraolimpiadi. È un tema sul quale chiaramente noi invece siamo assolutamente performanti. Salvini sarà peraltro presente a molte delle manifestazioni, noi tutti andremo a molte delle manifestazioni e quello che ci ricordi è insomma anche qua uno spunto interessante, cioè quando bisogna da un certo punto di vista essere disponibili, farsi notare, avere degli spazi mediatici sui social media, sui giornali, chiaramente tutti dalla parte delle persone con disabilità o con qualunque tipo di difficoltà. Poi però quando fisicamente bisogna prendere la propria macchinina e andare non proprio in luoghi comodissimi spesso, andare a Cortina, andare a Livigno, andare a seguire delle manifestazioni sportive che sono per queste categorie fondamentali, sono un modo veramente di tornare i protagonisti della vita normale, a quel punto ci si dimentica di loro. La Lega su questo è assolutamente performante, non solo perché abbiamo realizzato le Olimpiadi più belle della storia e dunque anche le Paralimpiadi più belle della storia, che ci auguriamo possano avere lo stesso grandissimo successo del primo giro olimpico, ma anche perché il nostro ministro Alessandro Locatelli è riconosciuta da tutte le associazioni di questo settore come una donna eccezionale che sta veramente dando la vita per questa sua letterale missione lavorativa da un lato, ma umana dall'altro. Quindi da parte nostra, in questo caso sì, possiamo assolutamente dare grandi lezioni a tutti. E io mi permetto, Alessandro, di fare un whatsappino alla Locatelli, che conosciamo bene, a cui vogliamo bene, magari un lancio d'agenzia dicendo: perché cavolo nessuno scrive niente che dopodomani partono le Paralimpiadi? Non è che ci sia una voglia di non parlarne, perché ormai lo sappiamo, è di moda parlare di altre categorie, e forse è un errore fare le Paralimpiadi, dovremmo fare Olimpiadi di altri generi per attirare l'attenzione. Fammi stare zitto, Alessandro! Grazie per essere stato con noi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Buon lavoro! Grazie a te Sammy, grazie a tutti i nostri ascoltatori.